contenta ma poi una lieta giornata, uno ieri, Adesso in italiano cosa vuol dire? una bellissima giornata, c'è tantissima gente. Una bella giornata e tante belle feste. Wow, ecco, forse è una lingua che si capisce molto questa, no? Wow, bellissimi! Vestiti da? Api. Wow, bellissimi, dove siete? Di Udine. No. Complimenti. Voglio. Vorrei accanto come insomma. Siete bellissime. Grazie. Da dove venite? Da dove? Bravo, bravo, bravo che non chiedi. Macho! Claxon! Campana! Noi siamo qui a dichiarare, a dimostrare economia. Signora, gasolio benzina, ogni pedalata 300 km garantiti. Lei ha fatto la macchina del futuro. Rossa di Parigi, rossa. Qui si può fare giro del mondo, macchina a gas naturale. Noi non andiamo a portare palle. Uno non è che più capace di fare una bella scorresa senza pace. Proviamo di nuovo, una bella scorresa tutti quanti, pronti? Neanche scorresa non sappiamo niente fare, neanche. Onde o bicho vai pegar, cobra mortal, me passou do valor, é prazer. Voglio fare fatica qua, mi voglio far faticare, Dio. Oh, là, bravo. Ok, via, va. Sì, no, tranquillo. È carta, eh? Vai ancora. Ancora, dai ancora, finiti? Vai, brava! Basta. Se non finisci.
Passate con noi, si parla Osere Mazzacco! Si balla Osere Mazzacco, forte con noi! Con le mani, forza! Sbagliato, scusa. Se pareva di sole ci vuole più ritmo.
questo grande albero ha fatto la sua magia. Col carro di Bocal che chiude la sfilata, e quindi io congedo i nostri giudici, li invito a consegnare tutto al capogiuria, a consegnare le schede e rimanere qui a godersi quello che resta. Nel frattempo è arrivato anche il nostro primo cittadino che torna del carnevale di Piero veramente dovuto ad Achille Croatto, ad Anute, a Stefano Bosco, al maestro Giovanni Duca del Fiorentino, a Scaravello. Ecco che entra Bocal. Bocal è il carro di Remanzacco. Ecco, adesso avremo l'esibizione dei ballerini e poi provvederemo. Allora, innanzitutto un carnevale che vanta una tradizione lontanissima. Nel 1921 si parla della mascherata di Remanzacco. Inizialmente si verteva su un dialogo fra Cresime e Bocal che si svolgeva qui sulla piazza del paese. Dal 1923 il dialogo è stato accompagnato dai carri che venivano costruiti nei borghi del paese, qui 5-6 carri solitamente, che avevano un tema generale, poi raggiungevano la piazza e lì si sviscerava il dialogo. La mascherata è andata avanti ininterrottamente fino al 1940. Si teneva la mascherata sia con il bel tempo sia con la pioggia, questa è una particolarità. Oggi siete stati fortunati, ci sono delle foto che proprio vede ancora il pubblico con l'ombrello. Dopodiché ripresa nel 1946 fino al 1957, di nuovo un altro stop per essere ripresa nel 1968 fino al 68-69, altro stop, di nuovo l'hanno ripresa nel 1980 fino all'83. Dopodiché la mascherata si è stoppata. Questa amministrazione comunale, perché a tempo era assessore alla cultura, nel 2000 ha voluto riprendere questa mascherata, raccogliendo un invito che avevo trovato leggendo un libro scritto dal nostro compianto maestro Duca, Giovanni Duca, il quale aveva scritto un libro su Remanzacco dal 1950 ai giorni nostri, no? Un libro in cui c'era un passaggio in cui diceva: una delle più belle tradizioni di Remanzacco era la mascherata. Allora perché lasciarla morire? Spero che ci sia qualcuno che ci creda ancora e la riprenda. Io ho colto quell'invito e quindi dal 2000 ho ripreso questa mascherata, è ricresciuta un po' alla volta, perché voglio ricordare che nelle mascherate degli anni d'oro, specialmente quella del 1948 e 50, Remanzacco era stata raggiunta da circa 7.000 persone, per cui era una mascherata importante, una mascherata sentita. Quindi dal 2000 un po' alla volta la mascherata è ricresciuta. Oggi penso sia stata una delle manifestazioni in cui c'è stato il maggior numero di pubblico, per cui io sono veramente contenta. Dietro ad una mascherata c'è un'organizzazione non indifferente, un impegno. Io devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, i volontari civici, la protezione civile, la mia polizia municipale, l'associazione Borghi e dintorni, che mi ha dato un notevole sostegno. Ringrazio anche la Proloco di Remanzacco, qua il presidente uscente, ringrazio anche lei, ma soprattutto ringrazio tutte le persone che stanno dietro ad ogni carro, ad ogni gruppo che ha partecipato, perché se non ci fossero loro perderemmo questa bellissima tradizione del carnevale. Ringrazio anche i ragazzi del Bocal che ormai saranno stracche sulla Tacchiase
per cui veramente un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo, perché se sei da sola non fai niente. Grazie. È bello lavorare assieme. Sì.